Agrigento, terra di commissariamento, un altro segnale negativo di come vanno le cose in questo lembo di terra della Sicilia e la certificazione del fallimento di una certa politica che non sa o non vuole decidere. E allora ecco in campo i burocrati, i dirigenti chiamati a sostituire i vertici negli enti a cui sono destinati a dare una svolta nelle rispettive gestioni. Il mosaico oggi si è ampliato dopo il consorzio ASI con l'avvento di Alfonso Cicero e lato rifiuti Gesa AG2 con la nomina di Teresa Restivo, oggi un altro tassello si aggiunge. Proprio a lei, a questa donna dinamica e determinata, è stata affidata anche la gestione di un segmento del lato idrico, mentre è stato prorogato il commissariamento all'Istituto Autonomo Case Popolari che va avanti dal 2008. Allo IOACP cambio di guardia. A Matteo Petralito, che ha retto l'organismo negli ultimi 2 anni, subentra Domenico Armenio, ingegnere capo del Genio Civile di Agrigento, al momento chiamato in causa solo per gli atti di ordinaria amministrazione, ma è probabile che a giorni gli vengano attribuiti compiti più ampi. Una nuova nomina allora in attesa che la Regione proceda alla tanto auspicata riforma. E torniamo alle nuove competenze assegnate a Teresa Restivo, già gravata dalla difficile e drammatica situazione, soprattutto finanziaria, in cui versa il settore dei rifiuti. Ma ora dovrà occuparsi anche di acqua. È stata infatti nominata dalla Regione commissario ad acta per intervenire nei 19 comuni dell'Agrigentino che si rifiutano di consegnare gli impianti idrici a Girgenti Acque.